Amiche e amici di Basket Catanese, buonasera e benvenuti a una nuova partita di Serie C Gold, benvenuti al Palacus. Oggi 18ª giornata di questo campionato di Serie C Gold, si affronteranno lo Sport Club Gravina, la squadra di casa, e il Basket School Messina. Io sono Alessandro Randazzo, con me Roberto Quarterone. Ciao Roberto. Ciao Alessandro, ciao a tutti quelli che ci ascolteranno oggi, giornata di pre-festival Santa Catina, diciamo, a Catina, e bentornato Alessandro, che un po' che non ci sentivamo. È un po' che non sentivate la mia voce probabilmente, è un po' che non vedevo neanche Robby e così anche Gaetano, che vedrò domani, e quindi siamo qui, 18ª giornata. Cosa ci aspetta questa partita fra Sport Club e Basket School? Diciamo una partita dai 1000 risvolti, soprattutto perché in settimana la Serie C Gold Memorial Fatal Life è stata funestata, diciamo, dal 20-0 a tavolino, che ha sancito la 6ª vittoria consecutiva della Basket School, ma anche questa sconfitta in attesa del Siaz Piazza Armerina, che ha schierato praticamente per tutto il campionato. Emanuele Caio l'ha sbagliato, il 93 era in campo, ma in realtà deve essere 96. Comunque alla fine 20-0, alla fine classifica un po' riscritta, perché adesso la Basket School è terza, mentre il Gravina sempre naviga in quella situazione tra la zona playoff e la zona salvezza. Quei mari fra la playoff e la salvezza. E ora vedremo anche poi Piazza Armerina come andrà avanti, cosa subirà, se subirà qualcosa. Questo non lo sappiamo, vedremo poi nelle prossime settimane. Andiamo a vedere le squadre in campo. Assolutamente. Allora, per quanto riguarda il Gravina, il coach Guadalupi schiera Spina in posizione di playmaker, poi Lamantia e Barbera gli esterni, Oluic e Lalic invece saranno in campo entrambi dall'inizio. Per quanto riguarda invece Basket School, manca sola in cabina di regia il numero 6 di Diobusà e Linde sul perimetro, Tartamella e Zivkovic invece in area. Chiaramente abbiamo gli arbitri, Cappello di Agrigento e Barone di Palermo, ufficio di campo la Spina 24, Parasole cronometro trovato a segnapunti, in panchina una sfilza di nomi che non abbiamo il tempo di dirvi, ma li vedremo durante la partita. Esatto. I coach, da un lato coach Peppe Guadalupi, abbiamo il figlio Giorgio della Siaz che è in tribuna qui vicino a noi, d'altra parte invece l'eterno Pippo Sidoti, tornato in panchina quest'anno dopo il campionato che è iniziato da coach Paladina. E siamo quasi pronti perché il cronometro si è appena azzerato, sentite qui la sirena ormai tipica del Palacus, possiamo dire, e adesso gli arbitri quindi stanno dando gli ultimi accorgimenti ai giocatori che prendono piede in campo. Sarà un silenzio per la memoria di Rossana Libro, allenatrice messinese, istruttrice mini basket, scomparsa proprio ieri. Siamo tornati, è tutto pronto per questa nuova giornata del campionato di Serie C Gold. All'andata fu una vittoria abbastanza larga della Basket School al Palamili sul Gravina, ma era anche un altro Gravina, era un Gravina un po' meno in forma, che poi ha dimostrato durante la stagione appunto di poter fare anche risultati contro squadre nettamente più forti. Vedremo il salto a due fra Oluic del Gravina e Tartamella invece per la Basket School. Vediamo subito il primo scontro vinto da Oluic, quindi palla da Simone Spina subito in avanti per i suoi compagni. Vediamo adesso in post basso scarico Oluic, solo ferro per lui, subito un tiro da fuori per Gravina. Adesso il passaggio abbastanza creativo che però non raggiunge i compagni, quindi due azioni subito veloci, palla a Gravina. Con due palle perse, qua si lamenta coach Sidoti con Tartamella, penso lo volesse in un'altra posizione. D'altra parte manca sola, che è un gran play, difficilmente sbaglia questo tipo di passaggi. Vediamo ancora il gioco proposto precedentemente
va via ancora Simone Spina, fuori Capitan Barbera, ci pensa, poi prende il suo tiro da 3, ferro per lui ma il rimbalzo è in attacco ancora per Gravina, la Mantia. Barbera prova una penetrazione, un tiro improbabile che finisce appunto per non fruttare alcunché, né fallo né punti, e può ripartire Basket School, vediamo se con serenità, invece no, un'altra palla persa, vediamo adesso il Gravina se ne approfitterà, vediamo Simone Spina dentro per la Mantia, palla di poco fuori, Oluic però riesce a regalare 2 punti per il Gravina, i primi 2 punti della partita. 2 punti per Oluic, che è un giocatore alquanto atipico, dicevamo spesso con Gaetano della questione posizione in campo, ovvero Lalic spesso in post basso quando dovrebbe stare più esterno, Oluic in post basso, esatto, invece in alto, molto esterno, è efficace in questo caso. In questo caso sì, vediamo durante la partita, qui nel frattempo stoppata di Barbera che riesce a prendere il tempo a Didio, ma sarà comunque rimessa per Basket School, ancora Didio incaricato alla rimessa, vediamo il tiro di Tartamella, riesce a prendere il rimbalzo in attacco da Basket School e può ripartire ancora Didio, vediamo fuori il tiro da 3, ferro, altro rimbalzo in attacco, vediamo qui un po' confuso l'attacco della Basket School, alla fine tiro dopo tiro non riescono a metterla dentro e può ripartire il Gravina, un po' confusionario. Esatto, confusionario, ma c'è qualcosa da sistemare a livello difensivo del Gravina, perché non si possono lasciare 3 palle consecutive in attacco in questa maniera. Sì. Vediamo adesso ancora il gioco, Lalic qui, tiro morbido, long two per Lalic, sono adesso 4. Spesso Lalic si prende i suoi tempi, ma poi alla fine ha una tecnica veramente purissima, cristallina. Sì, sì. E ce lo farà sicuramente vedere in questa partita. Vediamo adesso Basket School se ha messo un po' la testa a posto in attacco, vediamo Didio da 3, niente da fare, altro rimbalzo in attacco per la Basket School, Didio nuovamente tiro e altro rimbalzo in attacco per la Basket School, non riesce Gravina qui a tamponare questi rimbalzi, altra palla persa e poi a un certo punto Zivkovic decide di fitirla. Esatto, tipo toglie la palla ai compagni, ci penso io, basta così. È un problema a questo punto il rimbalzo offensivo per Gravina. Eh sì, qua la Mattia stava per sprecare un pallone, la palla gli scivola ma riesce ad arrivare a Barbera. Vediamo adesso Spina come decide di attaccare, prova l'1 contro 1, alla fine decide di usare la destra e il difensore era troppo vicino a lui, però si apprezza comunque la penetrazione di Spina che riesce sempre ad arrivare sotto canestro. Lui senza paura, con 10 cm, 15 cm meno dei lunghi, si butta dentro e alla fine viene anche premiato spesso. Oggi non è capitato spesso ancora. Anche il canestro comunque trova, esatto, con fallo annesso, stavolta non è andata bene. Vediamo il fallo subito da Basket School, però non sul tiro, quindi sarà soltanto rimessa. Tartamella, ancora Didio fuori, continua la circolazione, stavolta però sì, stavolta Tartamella corregge l'errore di Mancasola, scusate. Più uno, Messina per la prima volta passa avanti alla formazione peloritana. Eh sì, grazie anche alla tripla segnata in precedenza, e qui vediamo anche il recupero ed è +3 adesso Messina. Brutto errore in questo caso in costruzione, un po' di sufficienza. Coach Guadalupe è abbastanza arrabbiato, manderà in campo la Mantia Junior. Eh sì, è già pronto sul box dei cambi, vediamo Spina, altro attacco solitario, stavolta ha fruttato bene questo arresto e tiro, e quindi -1 adesso Gravina che prova a tenere. Basket School nel frattempo sta incominciando ad attaccare un po' meglio rispetto all'inizio, vediamo qua l'arresto e tiro, Linde altri 2 punti dopo il contropiede. Hanno trovato il ritmo ormai. Hanno trovato il ritmo e Gravina deve stare attenta adesso a non lasciarsi scappare questi pochi punti di differenza, perché poi diventa difficile a lungo andare sicuramente. Vediamo Lalic, la cede alla Mantia per la tripla, ferro, ma c'è Oluic che fortunatamente è lì a prendere il rimbalzo, si gira adesso Oluic, movimento bello però migliore quello di Lalic a livello
comunque di canestro segnato. Chi di rimbalzo offensivo ferisce, alla fine perisce. Sì. In questo caso alla fine l'ha preso anche il Grevina, poi. Esatto, 2 offensivi consecutivi. E quindi sempre -1. Vediamo adesso di Dio, bello qui l'arresto e tiro con la finta superando il difensore. Primi 2 punti per il numero 6 di Basket School, ancora +3. Idio Busa, uno dei giocatori offensivamente più interessanti in Sicilia, fatto anche una nota in Serie B a Ragusa, è uno di quei ragazzi del 2000, quindi ancora abbastanza giovane, che possono ancora crescere, ma che soprattutto incidono il loro nome sulla classifica marca di Serie C. Vediamo Oluic adesso che combatte con 2-3 difensori della Basket School, non riesce poi a concludere, anche se sembrava di essersi ricavato uno spazio confortante. Tartamella dall'altra parte invece i 2 punti li segna con prepotenza, potrei dire. Esattamente, si fa sentire la sua presenza in area. Tartamella giunto a stagione in corso dalla SIAZ Castelmerina, giocatore molto molto importante in area. Noi ci fermiamo per il time out chiamato da coach Guadalupi. Sì. E rieccoci, ci eravamo lasciati sul 13-8 per la Basket School, aveva segnato 2 punti facili Tartamella, che aveva tagliato come il burro la difesa di Gravina. Adesso vediamo come risponderà dopo il time out appunto la squadra di coach Guadalupi. Vediamo l'Alic adesso un po' più esterno, appunto Oluic, ancora lui che si butta dentro. Il numero 11 preferisce il tiro da 3, però si trasforma in un airball qui, i tempi non corretti di Lalic. Vediamo adesso la Basket School con più serenità dopo il mini vantaggio acquisito. La Basket School è una squadra con percentuali offensive altissime e dunque bisogna cercare di mantenerla quanto più possibile lontana dalle sue solite prestazioni offensive. Esatto. Cosa che è molto complicata. Già soltanto consideriamo l'ultima partita, quella contro Pescarmina, fino poi a tavolino. Comunque se non erro è fino a qualcosa come 87 a 98, quindi punteggi altissimi e Gravina deve cercare di lavorare di più in difesa. Sì. E segnare anche. E segnare soprattutto. Vediamo adesso la mantia per Lalic, che commette infrazione di passi. C'è stata una manata abbastanza visibile di, credo, Zivkovic su Lalic, il cappello non l'ha ritenuta fallosa, però alla fine così ha perso palla Lalic. Qui passi, che comunque Esatto. l'infrazione c'è stata, e poi Spina che chiamava palla a gran voce, ora però esce per Magri che entra in campo. Vediamo un po' Spina nervoso sicuramente per quest'ultima azione d'attacco. Esatto, arrabbiatissimo. Vediamo adesso come gestirà la squadra Ruggero Magri, il numero 88 del Gravina. Qui Oluic intercetta con i piedi, che nel basket non si può fare purtroppo. A quanto pare sì. Continueremo a dirlo. Non è calcio a canestro, ma È solo palla mano a canestro. Mano a canestro. Vediamo ancora Messina con il possesso palla. Bene qui la partenza, lo scarico, la tripla di Zivkovic, che ne ha fatte 2. Seconda tripla è ancora una volta fondamentale per allungare. Questo giocatore è importante anche perché si trova nell'angolo, che è la tipica zona in cui ci sono le ragnatele, perché non viene mai considerato dai compagni. L'ha presa e l'ha messa. Lui lo considera quella zona, i suoi compagni considerano lui, e quindi ecco come nasce la tripla. Barbera nel frattempo prova a mettere una delle sue, purtroppo per adesso non in maniera efficace. Lalic prova qui a rubare un pallone, la palla però è ancora di Messina. Vediamo ancora l'attacco, preferisce calmare tutto Mancasola. Fuori la tripla da lontano di Linde, 7 punti per lui, questa sentita dal cuore. Tira al cuore davanti al suo coach, da coach Sidoti,
bellissima azione, ma anche perché era messo piede a terra, si è preso il suo spazio, la difesa un po' statica di Gravina alla fine è stata punita. La Mantia qui cerca un'azione difficile in mezzo alle maglie rosse e gialle, però riesce comunque a portare a casa 2 liberi, che non è poco, ma vediamo il coach Guadalupi richiama a sé Capitan Barbera ed entra Zambataro. Esatto, il classe 2005, il più giovane in questo momento in campo, c'è un altro 2005 dall'altra parte che è Stroscio in maglia basket school, ma adesso Zambataro si inizia a prendere un po' di responsabilità perché fa sempre un minutino a partita più o meno, o NE, è ancora molto giovane, ma è il momento in cui deve crescere. Dall'altra parte invece cambio tra omologhi, ovvero Maddaloni entra, esce Tartamella, qui sbaglia la Mantia il tiro. Maddaloni è giocatore Salerno Campano, l'anno scorso la nuova pallacanestro Messina, quest'anno Basket School, l'altra sponda di Messina. Vediamo, sì, altro errore per la Mantia, però in qualche modo, ma non ho capito bene chi ha toccato. Comunque la palla è di Gravina. Zambataro qui si è messo bene per far sbagliare il suo avversario. Sì. Ed è proprio lui che amministrerà questa rimessa. Vediamo questa azione adesso. Dalla rimessa sono pronti i giocatori di Gravina. C'è qualcosa che stia aspettando perché c'è Barone che sta indicando qualcosa per il referto elettronico, scusate. Matteo Trovato il referto elettronico. La novità di quest'anno. Esatto. Cercava sempre qualche intoppo. Vediamo adesso Oluic, vede la Mantia fuori che si butta ancora dentro. Lalic comunque riesce a far valere la sua prestanza fisica, atletica, tecnica, insomma. Tutto un po'. Comunque un bel giocatore Lalic, continuerò a dirlo. Qui si ritrova in mezzo al pitturato, riesce a segnare 2 punti facili per lui. -9 comunque Gravina. Adesso però Messina ha un attacco troppo semplice, o comunque lo fa sembrare semplice la Basket School. Insomma, passaggi molto veloci, la difesa di Gravina non tiene bene. E qui offensivo. Magri che era penetrato fino al canestro, ma fallosamente. Sì, con l'avambraccio probabilmente, spesso comunque usata questa tecnica playmaker, guardi, a volte viene valutata, a volte no. Questa volta Magri commette fallo in attacco. Che ti prendi. Sì. Anche quanto accentua il difensore. Certo, anche quello quella è la base. Quella è la base. Il bravo difensore, diciamo, è anche quello che fa cadere in errore l'arbitro possibilmente. Vediamo, qui bello il passaggio in vista di Maddaloni, e qua secondo fallo in poco tempo per Magri. Un'esperienza di Dio va a cercarsi il contatto. Un'esperienza, diciamo. Questo è un fallo alla NBA con movimento del corpo, quel movimento del corpo scomposto. Dici, ma che è successo? Non ha fatto fallo. Esatto. Intanto il fallo viene dato a Magri ed ecco che esce poco tempo per lui in questa partita. Esatto. 2 falli già comunque. Meglio che vada in panchina per coach Guadalupi, e adesso entra Sant'Onofito. A proposito di experience, ora probabilmente coach Guadalupi vorrà Zambataro a portare palla, Sant'Onofito a menarla in mezzo al canestro, quello all'aria. è il suo compito, o anche il suo compito, che comunque Sant'Onofito nella sua carriera ci ha abituato anche a attività fuori, penetrazioni, ma il suo ruolo è anche essere lungo, e lungo vuol dire sostanzialmente stare sotto. Esatto, anche perché adesso è un quintetto panza alto, abbiamo assieme Lalic, Oluic e Sant'Onofito, ovvero tutti quelli più alti possibili per coach Guadalupi. Sì, anche sicuramente la tattica di Guadalupi in questo momento è mettere un quintetto più alto possibile. Vediamo un po' anche in difesa, sicuramente servirà questa, però qui sfugge la palla, c'è stato un Lalic Sant'Onofito in contrasto fra loro. Ecco che torna l'azione di cui parlavamo poc'anzi. Esatto. Perché la Mantia cade, comunque l'avambraccio di Dio lo mette sul petto di la Mantia. Esatto. Ed è fallo in attacco, niente da dire. Niente da dire, anche perché in questo caso anche la Mantia si era messo molto bene in campo. Ora coach Sidoti richiama di Dio e manda in campo Scimone. C'è qualche cosa che non va al fantastico referto elettronico. Vediamo che stanno parlando. Sì, comunque di Dio manca un minuto alla fine del quarto, si riposa giustamente, ha fatto. C'è qualcosa da usare per il cronometro in realtà. Purtroppo già nell'ultima partita il cronometro ha dato grossi problemi.
Eh sì, il nostro cronometro per esempio era fermo a 53. Esatto. Qui l'hanno messo a 55 e qualche decimo. Comunque, riparte adesso la partita con Zambataro che difende bene questo pallone, la scarica subito Oluic, Lalic, penetrazione verso l'interno, adesso fuori per Oluic che prende la tripla, pulita del numero 35. Meno 9 adesso il distacco sotto la doppia cifra di vantaggio Gravina. Mancano 28 secondi, comunque più di un'azione. Vediamo adesso il neoentrato Scimone Che si prende un fallo. si prende un fallo di Lamantia. Però non c'è bonus, fallo fatto prima. Comunque sarà semplice rimessa. Comunque semplice rimesso. Ma possibile un fallo a 0? Me lo No. sono chiesto anch'io, ma credo di no. No, proprio no, perché se già Magrini aveva 2. Credo di no. C'è qualcosa che non va a Tabellone oggi. Purtroppo. Infatti se ne stanno accorgendo anche loro. È così. Stanno correggendo. Ora si esaurisce il bonus. Ora c'è il bonus. Non è comunque a 0, cioè c'è qualcosa che non va al Tabellone a prescindere. Vediamo adesso. Altra tripla tentata. Stavolta non andata a buon fine per Zivkovic. Vediamo Zambataro, mancano 10 secondi. Zambataro chiama a sé Sant'Onofrio per il blocco. Ancora Zambataro, preferisce. Bello il passaggio per Sant'Onofrio. Sì, forse cerca più il fallo che il canestro Sant'Onofrio e si vede da come ha tirato. Qui forse doveva fregarsene un po' dell'avversario e andare proprio, non dico a schiacciare, però a prenderseli questi 2 punti. Esatto. Fatto sta che la partita, il quarto finisce 22-13 per la squadra ospite, la Basket School. Ci rivediamo fra 2 minuti. Esatto. Il cronometro è ripartito. È ripartito da 0. È ripartito da 0, vediamo. Siamo fermi proprio perché devono. È ancora di nuovo ripartito da 0. Qualcuno diceva in campo, torniamo tutti a casa, abbiamo finito. Allora, sì. ringraziamo Giorgio Ricciardello che ha fatto il primo quarto come cronometro e adesso ringraziamo Sebbi Scandurra che farà la seconda parte. I nostri fidati collaboratori. Esatto. Mancano gli under 18 dell'Etnea, quindi La curva. la curva Gravina. Tutti in impegno oggi con Sant'Agata perché chiaramente il giorno del 4 di febbraio è quello del giro esterno, diciamo, quello in cui la Santa va verso Piazza Iolanda da un lato, poi dall'altra parte arriva fino a Via del Viscito, Piazza Palestro. Domani invece sarà il giro interno di Etnea. E infatti io sono bloccato in casa. La salita di Saint-Julien. Può ripartire ufficialmente la partita. Vediamo, i protagonisti in campo sono quelli che ci avevano lasciato
alla fine del primo quarto. Vediamo Mancasola ancora a portare palla. Bene, qui batte in velocità Zambataro, che rimane, comunque non rimane fermo, però giustamente il 32 di Messina è più veloce, lo batte così in un 1 contro 1. 2 punti subito per lui. Vediamo adesso Sant'Ocido fuori per Lalic, altro appoggio, altri 2 punti per il numero 11 che arriva a quota 8. Mancasola, giocatore argentino, italo-argentino fortissimo, preso dalle squadre quando vogliono vincere il campionato. E credo per esempio a Barcellona, che ha vinto la regular season, poi ha perso la finale per la Serie B, ma giocatore di grandissima qualità. Quest'anno fermo tanti mesi per problemi muscolari, ora ormai sta tornando ai livelli del passato. Lalic invece offensivamente un giocatore immarcabile da tutti gli avversari, proprio perché scusate, questa sua caratteristica di stare vicino al canestro quando un lungo non è. Qui c'era un possibile fallo. C'è Lalic che cade a terra in mezzo all'area. Un po' di confusione, qualche tocco, alla fine la palla comunque di Messina. Ci sono 9 secondi sul cronometro. Si tocca il gomito Lalic, la caduta non è stata affatto buona. Sì, è stata una caduta un po' rovinosa. Vediamo il solito Privitera. Sì, solitamente era Zambataro, infatti ho detto solito, però Zambataro è in campo. Esatto. E Privitera adesso a asciugare il parquet, compito che da sempre aspetta i più piccoli della squadra, quindi non c'è nulla di particolare, è così, tradizioni sportive. Tocca al giocatore. Un giorno toccherà a qualcun altro. Per fortuna o per sfortuna, chissà. Sì. Vediamo Messina adesso come gestirà questi pochi secondi a disposizione. Qui Scimone. Vabbè. Sì, Maddaloni non si è reso conto. Nessuno gliel'ha contati. Nessuno gliel'ha contati, quindi aveva la palla in mano quando è suonata la sirena. E il possesso passa automaticamente allo Sport Club Gravina. 15-24, sempre in favore della Basket School. Vediamo altri 2 punti adesso per Oluic, che raggiunge quota 7. 7 Oluic, 8 Lalic, comunque i 2 acquisti sono loro. Esatto, Oluic nell'ultima partita in casa molto appannato, oggi invece sembra assolutamente in palla, assolutamente concentrato. Qui ancora Mancasola, caspita che show, in penetrazione. Sì, ormai ha capito che è il suo difensore, nulla ovviamente da dire a Zambataro, però ha capito che è più inesperiente rispetto a lui, sicuramente ha più mosse per batterlo. Adesso vediamo coach Guadalupi come prova a fermare Mancasola, intanto mette appunto Privitera al posto di Zambataro. Vediamo se il 25 riuscirà a placare questa sete offensiva del 32 di Messina. Vediamo ancora lui, preferisce lo scarico stavolta per Linde, ma l'azione non va in porto e quindi è proprio Privitera a prendere palla, la cede a Oluic, adesso Lalic. Vediamo come si organizzano i giocatori del Gravina. C'è la mantia da 3 alla fine, finta il tiro da 3, no, qui Oluic l'idea eccellente, per carità, però quando tenti una cosa del genere la devi segnare, c'è poco da dire, soprattutto perché poi Linde va a segnarti dall'altra parte in pochi secondi. La transizione offensiva molto rapida per la Basket School Messina, chiaramente Linde va a segnare questo angolino che rimane un rebus per la difesa del Gravina. C'è da dire anche che Oluic ci aveva provato, però erano 3 addosso a lui, era facilissimo, altissimo il rischio di errore. Sì. Vediamo qua e vabbè. Mancasola segna, prende il fallo, forse una botta, si tocca anche Privitera, zona bicipite femorale. Sì, si tocca, non va bene, esce anche Privitera. Entrano la mantia e Ali totalmente diverse, se sarà la strategia. Però entra anche Magri, quindi forse vediamo, forse è un cambio ad personam, perché entrano Ali, vabbè certo, Ali non è Oluic, esatto. Però gli altri due, diciamo, la mantia e Magri, sono i ruoli, rispecchiano quelli degli uscenti. Fatto sta che Mancasola
in poco tempo, avendo prima Zambataro, poi Privitera, ha preferito gli 1 contro 1 piuttosto che il gioco di squadra. La sua scelta sicuramente ha fruttato, sì, ha fruttato qualche punticino. Finora è a 4 lui, però ora 5. Anche a livello di assist, a livello di gioco della squadra, esatto. Si è visto che c'è da dire che particolarità, già quella lui ha messo in campo oggi 4 playmaker, che non è da tutti. Esatto. Tutti e 4 impiegati li ha cambiati molto velocemente, anche sia per falli sia per gestione degli avversari. Vediamo lì, ottimo l'impatto, un canestro del genere. Comunque un'entrata, lì c'è particolarità segnalata come sempre da Salvo Magri, attentissimo alle statistiche, è arrivato adesso a quota 600 punti in carriera con la maglia del Gravina, che non sono pochi, assolutamente no. Qui errore di Maddaloni, fallo di Zivkovic, mentre Lalic stava scappando. Già. Lo ferma, ricordiamo, Basket School 30, Gravina 19. Salutiamo anche Emanuele Attuca, recentemente in promozione. Arrivano i soccorsi della cestistica. È stato per un paio di settimane con le stampelle che non poteva camminare. Oggi vederlo camminare è un bel vedere. Ricomincia qui l'azione, vediamo Magri ancora per la Mantia da 3, altro tiro tentato, niente da fare però. Ali, no, qui errore. Qui peccato, direi peccato, perché comunque sì, dopo l'errore di Lamantia Ali era solo sotto, sicuramente ha dovuto prendere un tiro velocissimo, perché tutti quelli della Basket School Messina erano su di lui, pure quelli della panchina. Esatto. La velocità purtroppo l'ha fatto sbagliare, la fretta l'ha fatto sbagliare. Ora però ci sono delle lamentele sul possesso di palla, che comunque rimane a Gravina. Esatto, però di fretta e tutto il resto, Barone frettolosamente ha dato palla rimessa per la Basket School, invece Cappello ha detto no, guarda, hai visto mai, l'ultimo tocco è stato di un giocatore in maglia rossa. E dunque 14 secondi per l'attacco gravinese. Sì, rimesso in attacco, vediamo Sant'Onofrio adesso. Preferisce fare da solo, poi vede Ali all'ultimo, Magri prova col palleggio a battere gli avversari, pochi spazi comunque per i giocatori di Gravina, alla fine la Mantia opta per il tiro. Qua Magri prova a fare la furbata, ma non c'è stata l'occasione. Alla fine Ali recupera palla e Lalic prova a concludere questa azione rocambolesca. Tutto sommato non è successo niente, è successo tutto ma non è successo niente. Esattamente, tanto movimento per nulla in realtà. Alla fine Lalic comunque ha tirato una mano in faccia, poteva anche prendersi un fallo, ma non c'è stato. Non c'è stato il margine per prendersi il fallo. Esatto. Vediamo adesso Scimone ancora far circolare la palla. Zivkovic preferisce stavolta la penetrazione al tiro da fuori. Cordaro che penetra in campo. Si prende anche una mano in faccia, ho visto sul collo comunque, ma non si lamenta più di tanto. Mancasola scheggia il ferro, voleva anche la gloria della tripla, il canestro non lo premia. Vediamo se invece l'altro canestro premierà i giocatori di Gravina stavolta. Lalic ancora col palleggio, vediamo il tiro da 3 premiato, l'11 del Gravina che va a quota 11 fra l'altro. 30-22 adesso per Messina, meno 8 il margine da coprire per Gravina, ma subito arrivano 2 punti di Scimone e si torna a meno 10. Sottolineerei il fatto che c'è una partita comunque molto attiva, molto accesa, anche se lo scarto è già di doppia cifra da vari minuti. In ogni caso Gravina sta giocando, sta tenendo bene il campo. Sì, e vedo anche qui peccato per i passi, però a prescindere si vedeva anche una difesa sicuramente messa un po' meglio di Gravina, perché comunque sono passati 15 minuti all'inizio della partita, gli adeguamenti ci sono stati. È anche vero però che Messina forse è calata un po', ed ecco che il coach rimette Tartamella al posto di Maddaloni, che comunque difensivamente in questo caso ha fatto un'ottima cosa, ovvero mettere 2 mani sul pallone di Lalic e costringerlo ai passi. Non c'è alcun fallo, non c'è nessun tipo di tocco particolare. Lalic fra l'altro ora esce anche dalla partita e rientra Capitan Barbera, quindi adesso
Come capitano ormai è diventato il cognome aggiuntivo di Barbera, cioè lui è Capitan Barbera. Il nome non esiste più, è Capitan esatto. Barbera. È tutta un'unica parola, come Simone Fontecchio, Capitan Barbera. Esattamente. Uguale. Tutto unito, forse lo dobbiamo fare mettere anche nella maglietta. Esatto. Vediamo un po' l'anno prossimo lo stile di magliette di divisa che sceglierà. E vabbè, l'avevo detto, sì, alla fine comunque arriva il canestro e dà anche la carica ai suoi, Tartamella. Più 12 adesso Messina. Sì. Vediamo Sant'Onofito cosa ne pensa. Tartamella in difesa su di lui. Errore, ma recupera palla. E poi cade. Allora, qua c'è stato un urlo veramente forte a qui Barone. l'arbitro mi sa che sta richiamando il suo giocatore. Esatto. Cioè sta richiamando a Guadalupi il suo giocatore. Esatto, perché comunque Barone si è fatto urlare in faccia, devi fischiare. In questo caso Sant'Onofito è stato un po' esagerato nella reazione, adesso vediamo cosa decideranno gli arbitri, nessun tecnico chiaramente, però tutta la squadra è richiamata. Eh sì, purtroppo io capisco la situazione da giocatore, però è anche vero che quando il movimento è fatto un po' male, poi l'arbitro tende a non dartelo sto fallo, se non sei messo bene. Esatto. Insomma, sono quelle situazioni dove poi per l'attaccante è frustrante, è così. Ma è così. È da sempre stato così, come quando uno prova a recuperare palla da dietro, no? Dice esatto. Ha preso la palla, ma l'arbitro non lo vedrà mai che ha preso la palla. Quindi situazioni dove Sant'Onofito deve provare a tranquillizzarsi. Nel frattempo, esatto. Mentre perdiamo la cartelletta e Zivkovic segna 2 punti, quota 8 per lui, primo canestro non da 3 segnato per il giocatore della Basket School. Qui finalmente viene dato un fallo, no? Cioè, finalmente non dai miei confronti ma dai giocatori Grevina, penso, esatto. Hanno tutti pensato finalmente un fallo. Sì, probabilmente sì, anche perché se l'aspettavano. Comunque Siperetto simpatico, poi non l'abbiamo ripreso perché era dall'altra parte del campo. Tartamella e Sant'Onofito si sono abbracciati fra di loro, si sono chiariti fra di loro, perché ovviamente non ce l'aveva con Tartamella Sant'Onofito, certo. Ma appunto voleva soltanto fischio del fallo. Esatto. Poi vediamo lì, buona la partenza che lascia sul posto il difensore. Il fallo di Zivkovic, sì. sulla lì. Ancora non si è esaurito il bonus, sono 2-2 i falli. Siamo semplice rimessa al fondo. Vediamo un po'. Ed è il secondo per Zivkovic. Sono 14 punti adesso di differenza fra le due squadre. Magari prova la furbata. La seconda della partita. Esatto. Ci sta per forza, anche perché bisogna sfruttare queste situazioni. Bisogna darsi verso. Vediamo Linde adesso che rientra in campo, fuori per riposo Zivkovic dopo circa 17 minuti, comunque se non sbaglio non è mai uscito. Esatto. Adesso 3:44 alla fine del secondo quarto, prima l'intervallo lungo. Capitan Barbera ancora per la Mantia, soltanto ferro, peccato, qui ci aveva dato l'illusione della palla dentro. Barbera col doppio tiro da 3, nuova tecnica, la doppia tripla di Barbera, purtroppo neanche un canestro dalle 3 triple fra Lamantia e Barbera. Peraltro con un fallo di Lamantia su Scimone. Peraltro. Vorrei anche dire che Lamantia e Barbera sono a secco. Sono ancora entrambi a secco, ma Barbera quest'anno l'abbiamo visto varie volte, Ale, che sta facendo più uno specialista difensivo che uno specialista offensivo. Quando si accende è immarcabile, pensiamo alla partita di Gravina a Reggio Emilia contro ADR. Lamantia invece si accende appunto anche lui a ondate, a folate. Determinate situazioni. Esatto. Diciamo sono dei più giocatori di esperienza che giocatori continui come lo erano 10 anni fa. Hanno iniziato a ricoprire quel ruolo di esperienza. Qua nel frattempo Scimone mette a segno altri 3 punti per la sua squadra, lui il suo bottino personale raggiunge quota 5. Comunque stiamo notando anche nel primo quarto come i punti siano distribuiti omogeneamente fra i giocatori Messina, il che vuol dire che c'è un gioco di squadra, non c'è il solista, l'individualista, ma comunque è una squadra che funziona. Funziona molto bene, si è risistemata appunto con questo innesto di Tartamella, con l'innesto di Obizzo che è in panchina ancora non ha giocato in realtà, e soprattutto con appunto con l'innesto di Tartamella sotto canestro. Poi col cambio di tecnico da Paladina a Sidoti
non per qualcosa contro Paladino, ma chiaramente Sidoti è un tipo di esperienza che è esagerata, ovvero ha fatto la Serie B eccellenza tantissimi anni con Patti, è un giocatore che ha vinto, è un vincente la Serie C qualche anno fa, C Silver, quando allenava appunto Patti, c'era l'anno di Castis e di l'altro giocatore straniero fortissimo erano Castis e no, perché mi sto prendendo la Dashon che era di Cefalù, Santilius che era il lungo, fortissima quella squadra. Che anno era? 2015-16 dovrebbe essere. Anno fantastico di Serie C in cui espressero un gioco esagerato forse per quella categoria. Esattamente, e comunque Sidoti imprime alle sue squadre un tipo di mentalità, un tipo di gioco che è esagerato, che è vincente. In fondo è vincente. E l'anno scorso si è fermato in finale soltanto contro il Green Palermo, perché il Green Palermo era un'altra squadra costruita per salire, sì. E quest'anno purtroppo sta faticando in Serie B oltremodo, infatti è ultima in classifica, però l'anno scorso ha fatto un campionato oltre ogni più rosea aspettativa. Vediamo adesso un time out, nel frattempo c'è stata anche una pausetta per i giocatori, mentre noi ricordiamo le grandi annate che hanno caratterizzato il basket siciliano. Scusate, io sempre vado divago sullo storico. No, ma non vediamo l'ora in realtà di sentire queste storie, anche perché ogni tanto conoscere i protagonisti in campo è comunque una cosa in più e fa bene conoscere la storia per non ripeterla, comunque no, in questo caso per ripeterla. Per curiosità, per curiosità. Soltanto per quello. Altra particolarità, Scimone ha iniziato il campionato come capitano della basket school, perché è uno dei giocatori più esperti, diciamo, di più lunga militanza con il roster rosso. Alla fine non è più capitano per un semplice fatto, perché purtroppo si è preso 2 giorni di squalifica con l'aggravante perché era capitano, e quindi adesso è capitano del Fremi che è un 2005. Ottimo, ma comunque torniamo alla partita, che da un po' che effettivamente siamo fermi. Mancasola conduce ancora l'azione, Linde da 3, stavolta ferro, stavolta rimbalzo difensivo per il Gravina. Sant'Onofrio fa volare Barbera, che preferisce concludere. Niente fallo, niente canestro, forse una manata verso Linde, non abbiamo capito bene, ma c'è Linde a terra che si tocca la faccia. Non ho visto neanche io, perché comunque l'azione si era già spostata nell'altra parte del campo. Qui l'arbitro ferma il gioco, ma vediamo, comunque forse non... Si è fatto piuttosto male, credo che possa continuare a giocare. Sì, comunque si è alzato, non vedo sangue, probabilmente una botta. Zona inferiore della faccia. Ecco. Sì, esatto. Niente testa, niente cose particolari, più che altro mandibola questa zona. Esatto, sarà stato comunque uno scontro fortuito di questi tipo sia stato. L'arbitro comunque fa ricominciare proprio nel punto in cui si era fermata l'azione. Vediamo proprio Scimone da 3, velocissimo qui il tiro del numero 9. Linde però recupera palle, qua Sant'Onofrio un po' scordinato perché arriva all'ultimo in difesa, però Linde era già partito e quindi fallo subito dal numero 20 di Messina. Bonus, sono 2 tiri liberi. Esatto, già secondo fallo personale per Sant'Onofrio, che ricordiamo sempre si allena pochissimo perché per ragioni lavorative è tuo collega, diciamo, fra l'altro non può purtroppo essere sempre presente agli allenamenti, quindi già fa uno sforzo enorme a 30 anni e col suo fisico a stare in campo e fare anche la differenza. Poi chiaramente in difesa non sempre può essere sul pezzo. Impeccabile sul pezzo. Esatto. Vediamo Linde nel frattempo che esatto, 2 errori. Sant'Onofrio qua lotta per questo rimbalzo. Magri chiama lo schema, si coordinano adesso i giocatori in maglia bianca. Vediamo Sant'Onofrio, finta il tiro, poi preferisce il passaggio la Mantia, che invece tira ma prende il ferro. Oggi giornata no al tiro per il 23 di Gravina. Dall'altra parte Mancasola invece, che ormai in fiducia passa la palla anche così svogliatamente verso Linde, che invece è caldo ed è a quota 13, top scorer di Messina in questi quasi 20 minuti di gioco, e adesso è più 18 per Messina. Esatto, mi aspetterei anche una tripla di Mancasola a un certo punto, perché prima l'ha provata a cronometro fermo, l'ha messa. Qua momento Gravina totalmente di confusione, passi di Lalic in partenza. Ho visto anche Magri a terra, probabilmente spinte durante l'azione, anche se l'arbitro non giudica falloso l'intervento di un difensore di Messina.
Comunque qui prima si erano abbracciati Sant'Onofrio e Tartamella in è finito l'amore tra i due, perché adesso si stanno un po', però l'arbitro vuole che ricominci quest'amore, vuole fargli fare pace. Esatto. In un certo senso la partita si sta leggermente scaldando, più che altro capisco anche il fatto che molte azioni di Gravina che potrebbero finire con un fallo subito poi non finiscono col fallo subito, e quindi questo porta a una frustrazione che aumenta nel corso della partita. Mi è uscita un aumenta nel corso della partita, e vediamo un po' come continuerà. Qui intanto comunque mancano 50 secondi alla fine del secondo quarto, quindi probabilmente si stempererà inizio terzo. Sicuramente però sì. Bisogna vedere un po', gli arbitri probabilmente parleranno fra di loro, perché non è una partita che merita di finire in un certo modo. Va imbrigliata in qualche maniera, e c'è da dire anche, mi fa ridere questa cosa in senso positivo, coach Sidoti è andato al Sant'Onofrio a fare da pacere per lui, cioè a intercedere per Tartamella, quindi anche lui ha capito la situazione è un po' troppo tesa, bisogna distendere gli animi. Non c'è motivo comunque di questa tensione, anche perché comunque vediamo Tartamella, altri 2 punti, siamo sul più 20, diciamo che Gravina c'è ancora in campo, ma Messina c'è di più. C'è di più, sì, assolutamente sì, e secondo me questo momento, questi ultimi 5 minuti di sbandamento del Gravina stanno pesando dal punto di vista psicologico, perché si entra in un loop negativo in cui si continua a sbagliare, si forza, si sbaglia, ci si nervosisce e non si fa più nulla di buono. E poi si cerca anche questo fallo che ora è arrivato, per esempio, ma se non fosse arrivato neanche ora siamo punti a capo. Non lo so, come direbbe il buon Sebi Re, sarebbe la svalvola, il momento di tiltare, svalvolano tutti quanti, tiltano. Tilt generale. Tilt generale, esattamente. Qua altro fallo per appunto Gravina, saranno 2 tiri liberi per la Mantia. C'è qualcosa che non va sempre al tabellone, perché segna 3 falli, quando in realtà comunque sì, 4. La paletta era alzata. Però coach Sidoti non è di questo avviso. A proposito del nervosismo di fare da pacere, prima l'amore era finito. Vediamo come cambia tutto adesso. Comunque c'era un fallo forse non registrato nel tabellone. Esatto. Vediamo un po' come gestisce l'arbitro questa azione. Ride, un spintona quasi l'allenatore di Messina. Esatto. Che se la prendono col tavolo, niente, comunque finisce un po' così. Ho fatto un'espressione al meme di Leo Messi, dico, ma che cosa dici? Vabbè, però alla fine agita le mani, chiede minuto, però prima deve tirare qua la Mantia che sbaglia. Non buono. Se segna sarà il minuto per Messina. Un quarto da 11 a 22 di parziale. Sì, si è visto il cambio comunque della partita avvenuto perché Messina ha inserito quella marcia in più. Esatto. A partire da Mancasola, che ha iniziato all'inizio del secondo quarto con quelle azioni molto rapide e svelte, poi Gravina ha provato ad adeguarsi, ma era troppo tardi. Troppo tardi, anche perché appunto si è nervosito, non stava facendo. La Mantia primo punto ora, dopo praticamente 20 minuti. Sì, comunque si nota l'assenza. Si nota anche, sì, gli sbaglia il tiro, che poi sbagli, sono tiri che comunque ci stanno, fanno parte del loro bagaglio, sia suo che di Barbera. Purtroppo non stanno arrivando i canestri, arrivano i ferri, e quindi sono comunque punti che si vanno a perdere nella gestione della partita. Si vanno a perdere, che chiaramente poi peseranno al termine della gara. Qua c'è il rischio veramente di imbarcata. Esatto, se non si cambia qualcosa nell'intervallo. C'è anche da dire Spina in panchina da vari minuti, che io non ricordo che abbia fatto più di 2 falli, spero non sia una questione fisica. Sappiamo bene che Spina è solamente un anno fermo per problemi. Esatto, per i legamenti. Ora si riprenderà. Ci vediamo questi ultimi 6 secondi. Possesso Basket School, difesa alta di Gravina, prende palla qua sempre Mancasola, mancano 2 secondi, va Mancasola fino alla fine, il tiro non è neanche lontanamente vicino al canestro, prende il ferro. 44 Messina, 25 Gravina. Ci vediamo fra un po' per il terzo quarto. A dopo.
Bentornati amiche e amici di Basket Catanese, siamo sempre noi e le squadre sono sempre le stesse, quelle di prima, pensate un po', Gravina, incredibile. Gravina e Basket School, ci eravamo lasciati con il Basket School che aveva dilagato un pochettino, siamo al più 19 adesso, aveva toccato anche il più 20. Gravina che vediamo come esce dall'intervallo lungo, coach Guadalupi sicuramente avrà provato a organizzare meglio i suoi. Le contromisure Il quintetto sembra quello iniziale. Sì, mi sa proprio di sì. Con Oluic e Lalic, Lamantia e Barbera e Spina condottiero. Vediamo un pochettino come sarà l'approccio stavolta. D'altra parte invece mi ha detto molto cambiato rispetto a quello iniziale. Forse quello che ha concluso. Può essere. Probabilmente. Poi ha concluso il secondo quarto. Intanto il primo errore arriva per le maglie bianche che adesso si schierano a zona 2-3. Vediamo come attaccherà la zona Messina. Eccolo il pendolo. Tartamella e Scimone realizza da 3. 8 punti per lui. Subito. Giocatore Scimone non particolarmente diciamo visibile, spettacolare, però è molto concreto. Concreto, sì. Di solito coach Sidoti gli lascia qualche minuto nelle partite, non fa 20 minuti a partita, anche qualcosa in meno, ma è molto concreto. Ottimo qui la correzione di Lalic. Sidoti infatti impazzisce proprio perché i suoi giocatori avevano lasciato Lalic solo. Dall'altra parte però Linde ne fa altri 2 ed è a 15. Per adesso se la gioca con Lalic come miglior marcatore della serata. Vediamo adesso Oluic, bello il giro qui, comunque molto bello da vedere. Oluic conclude anche con 2 punti, ce li ha fatti sembrare semplici, in realtà ha fatto una serie di giri per di volteggi per far impazzire la difesa. Qua Linde però sbaglia completamente la misura. Diciamo anche che Oluic si è sbloccato dopo un secondo quarto in cui credo che abbia fatto virgola. Nel primo 7 punti abbiamo decantato le lodi, poi dopo un po' spegnendosi, adesso speriamo che sia sistemato dal punto di vista soprattutto di offensivo. Vediamo, si è iniziato abbastanza bene il terzo quarto con questi 2 punti. Linde adesso tripla nel sacco, esulta col pugno, sono 18 adesso i punti del numero 20 di Messina. Aveva anche il fattore contro, ovvero la retina che era tutta torcita dall'anello, è entrato comunque a bruciata. Non ne frega niente a lui, la palla se deve entrare entra. Adesso vediamo ancora il giro palla di Gravina. Qua Spina fa una finta, il piede però viene mosso molto rapidamente, ma l'arbitro se ne accorge ed è infrazione di passi. Mi sta chiedendo spiegazioni, io la inseguito tutto il campo perché di spiegazioni alla fine. Sì, proprio il momento, allora il movimento se c'è stato è stato veramente rapido, quindi sì. Spina stesso probabilmente o non se ne è accorto oppure l'arbitro a prescindere ha visto passi. In ogni caso comunque la palla è di Messina, Spina si chiarisce con l'arbitro, diciamo di sì, e torna in difesa. Subito 2 punti per Tartamella, doppia cifra anche per lui. Azioni rapide per la Basket School che comunque arriva sempre al canestro in pochi passaggi. Abbiamo visto che dal secondo quarto in poi hanno iniziato questa linea offensiva. Esatto, con tantissime soluzioni peraltro, non c'è quello schema e tu dici vabbè ha uno schema perfetto, va a segnare, invece no, si libera o nell'angolo o in post alto Tartamella o in contropiede come in questo caso Scimone. Oluic non arriva dopo l'errore, prova a riparare con una stoppata troppo un po' in ritardo rispetto alla conclusione di Scimone, che ne fa altri 2. Anche lui in doppia cifra, 10 punti per lui. 10 punti già per il lui. Terzo giocatore in doppia cifra, peraltro Zivkovic a quota 8, quindi anche prossimo indiziato a scavallare i 10 punti. Per adesso è comodo in panchina. Bella qui la giocata di Lalic. Vediamo come le azioni della Basket School sembrano molto più tranquille, semplici. Un canestro di Gravina è sudato. Assolutamente sì, è sudatissimo e lo spiega anche il quasi più 30, ragazzi, non l'avrei detto. Sì, non ce ne siamo accorti, però 2 contropiedi, Tartamella hanno fatto questo vantaggio, hanno creato quasi il più 30. Esatto. Sì. Qui vanno a sedersi Barbera e Lamantia, entrano al loro posto Riccardo Lamantia e Santonocito.
Completa il giocatore punti Lalic, 16. 16 per lui, sempre meno. Comunque 32 Gravina, sì, l'hanno messo ora il punto del libero, 32 Gravina, 56 Basket School, ancora Tartamella, stavolta errore per lui, rimbalzo abbastanza tranquillo qui in difesa per Gravina. Vediamo Spina, adesso prova ad attaccare lui, arriva fino alla fine e qui però si lamenta con l'arbitro. È anche vero che lui è andato troppo sull'esterno, quindi poi è difficile trovare lì il tabellone. Scheggia il ferro, tabellone ferro, in ogni caso non buona la conclusione del 17. Il problema offensivo del Gravina si concretizza anche nei numeri. 16 punti di Lalic, dicevi tu prima, la metà di quelli segnati dal Gravina. Sì. Mentre Basket School omogeneo. Esatto, Basket School stanno distribuendo i punti. Adesso questi altri due di Mancasola che arriva a quota 7. Ora vediamo Mancasola andrà avanti. E siamo a sbaglia per favorire il canestro forse dei compagni. E invece Tartamella alla fine. Mancasola. Che errori. Non dico perché non lo direi mai. Non dico svogliato. No. Però questo... sì, troppa forza. Perché il tiro era simile a quello di prima, che poi alla fine ha concluso in scioltezza. Qua forse è andato con la stessa scioltezza, non dosando bene la propria forza, però poi c'è stato un po' di confusione. Come sempre in questi casi. Sì. Siamo tornati proprio per i liberi di Tartamella. Il primo c'è, più 27 adesso per la Basket School. C'è anche il secondo, più 28. Qua Spina perde palla o comunque viene toccato. In ogni caso non è sicuramente il momento di lamentarsi troppo. Qua rischio 8 secondi, rischio molto alto. Vediamo la Mantia, prova ad andare lui, prova a battere, riesce il difensore. Ancora Spina, vediamo la penetrazione di Spina, si ferma in mezzo all'area, Santonocito da 3 solo. Purtroppo Ferro non riesce a trovare il tiro da 3. Santonocito, qua Scimone fa un giretto su se stesso. Spina lo insegue fino poi a commettere fallo. Uno scambio amichevole fra Spina e Scimone, si può ricominciare. Dovrebbe essere il primo fallo di Spina, se non ho visto male la segnalazione. No, ho visto male anche, ho visto un 1. Esatto. Mancasola, Linde. Vediamo adesso Scimone ancora, prova a penetrare, vede alla fine il compagno sulla fine. Cordaro col numero 91. Cordaro poteva le squadre messinesi. Cordaro l'abbiamo visto con quasi tutte le squadre messinesi ora da quest'anno alla Basket School. Ricordiamo qua sul parquet del Palacuso, dico ogni volta che lo vedo in campo, quel canestro che fece dal pitturato della sua area difensiva dall'altra parte sulla sirena fine del secondo quarto. Una partita incredibile. Credo fu contro l'Alfa, se non ricordo male. Mi fallo proprio di Cordaro. Eh sì, comunque mentre lo citiamo lui commette fallo giusto per risaltare. Fallo su Oluic, che adesso ha l'occasione di questi due tiri liberi e si ripreparano Maddaloni e Di Dio, che
È da un po' che non giocava, solo 3 punti ha fatto finora. Di Dio, che è abituato a percentuali molto minutaggio più anche più alto. E anche un minutaggio più alto, sì. Punteggio 32-60. Di Dio, figlio d'arte, suo padre che è qua in tribuna, l'ho visto, Franco Di Dio Busà, gran marcatore, gioca anche a Giarre un anno. Annata di Dio? Junior 2000. Coetaneo di Tartamella. Coetaneo di Scimone. Esatto. Un anno importante il 2000. Eh sì, Il che Millennium Bug. giustamente noi ancora parliamo del 2000 come se avessero 14 anni, non so, però in realtà ora ne hanno 22, 23. Per me i 2000 ancora Tempo sono passa. super under, sono Sì, basket. sono i veri under di questo sport. Esatto. Vediamo adesso Mancasola, ancora lui ad amministrare. Sidoti ormai gli ha affidato la squadra per tutta la partita nonostante l'ingresso di Dio. Adesso vediamo il cambio di campo. Linde qui, bello l'appoggio, peccato, Tartamella non riesce e cade, non sostenuto in parte dai difensori di Gravina, che corrono in attacco, sprecano però qui un'azione dove Tartamella era rimasto indietro. E quindi 4 minuti alla fine del terzo quarto. Stavolta Mancasola va più con calma, chiama lo schema, escono dai blocchi gli esterni. Cordaro, Maddaloni prova a trovare un passaggio buono per i compagni. Alla fine Mancasola la cede, ancora Cordaro da 3 che la ritorna a Mancasola, ma era finito il tempo a loro disposizione. Qua Cordaro, peccato Perché appunto se avesse preso il ferro avrebbero avuto altri 14 secondi a disposizione. A questo punto se ne sarà una semplice rimessa per Grevina, sì. Ma alla fine possono anche fare un po' di accademia quelli della basket school, perché hanno il tempo di potersi gestire. Sì, hanno accumulato anche un vantaggio che gli permette di provare magari, di provare alcune cose, comunque gestire la partita senza troppa foga come abbiamo visto all'inizio, che comunque l'hanno portati al vantaggio. Vediamo adesso. 24, si giocano azioni molto allungate, molto. Sì, Oluic sul filo del rasoio. Time out, ci fermiamo un po'. E rieccoci, partita terzo quarto, 3 minuti circa alla fine del penultimo quarto di gioco. Vediamo che attacca ancora Basket School con i soliti protagonista. Linde qua la cede, è bello il passaggio interno, botte da Orbi sotto canestro. Antonio si tocca la zona sempre quella, la bocca mandibola. Esatto. Poi alla fine dà la mano a Maddaloni, tutto a posto, amici, come prima. Secondo fallo per Sant'Onofrio. Intanto stavo pensando si danno botte da Orbi. Sì. No, stavo pensando all'Inde, mentre lo vedevo palleggiare, ho ripensato al fatto che lui in poco tempo comunque una decina di punti li ha fatti. Ne ha fatti 18. Ne ha fatti in totale 18 e ha dato anche quello strappino in più, perché ora ci troviamo sul quasi più 30, anzi vediamo, no, Maddaloni aveva 2 tiri liberi per portare a più 30 loro la squadra, il primo fallito. Vediamo il doppio zero
se sarà così anche i liberi come il numero di maglia, e invece no. Realizza il secondo. Terzo punto per lui della partita. Nel frattempo rivediamo in campo Magri che preferisce penetrare. Oluic poi raccoglie lo scarico e sempre con molta eleganza decide di mettere la palla dentro il canestro. 12 punti per lui e finalmente si riavvicina un minimo. Oh! Qua allora Mancasola realizza un canestro e comunque bravo lui, difficile da realizzare. bravo lui veramente, però Sant'Onofito a quel punto la corsa non la poteva fermare più ed è arrivata addosso al 32. Fortunatamente non è successo nulla di grave e può continuare adesso il Gravina in attacco. Vediamo la Mattia Junior, si ferma col palleggio e qui viene sporcata la palla, la perde, quindi Messina, ancora Mancasola. Cordaro Di Dio, qui arresto, tiro, ferro, fuori. Niente, momento per entrambe le squadre di stasi, di confusione, di poca concretezza. Stavo per dire è di triple di Oluic, ma esatto, mi ha smentito ancora prima di formulare il pensiero. Esatto. Vediamo ancora Mancasola per Linde. Per me Linde è un po' Lindt, tipo il Lindor. Esatto. Linde, vediamo ancora lui come si arresta, come tira e come sbaglia. Stavolta ci aveva abituato piuttosto bene Linde. Adesso Maddaloni, ma il fallo qua è netto di Oluic. Non poteva fare altro a quel punto. Sì, quando uno di quegli episodi dove dici l'arbitro, ma se tu abbassi il braccio in quel modo, qualunque cosa prendi, esatto, l'arbitro ti fischierà fallo. Sarà comunque fallo. È la dura legge non del gol in questo caso, ma del canestro. Esatto, qui in ogni caso ancora una volta Maddaloni a disposizione di tutti liberi per andare sul più 30. Ed eccolo il primo. Meno 29 adesso Gravina, o più 29 Basket School, come vogliamo, dipende da che sponda state guardando. Ed eccolo il più 30 toccato da Basket School. E nel frattempo Guadalupe richiama Zambataro ai cambi. Adesso perché diventerà garbage time il prossimo quarto sarà intero garbage, mi sa anche a me. Vediamo qua ancora Magri, la mantia da fuori, vede Sant'Onofito da sotto che si dimena. Fallo di Cordaro. Stavolta il fallo viene fischiato. Altro fallo di Cordaro. Cambio Zambataro. Entra, esce Oluic. Credo che il derby sia fino a quest'ora Alfa Cus Catania, che era contemporaneo alla partita qui. Dovrebbe aver vinto l'Alfa, ora chiedo lui. Va bene, comunque dovrebbe aver vinto. Comunque sì, vi daremo notizie più lucide. Altre persone ci danno conferme. Tripla! E arriva la tripla. 5 punti per lui. Enzone Sant'Onofito mette la tripla dopo i vari tentativi nel corso della partita. Tripla che sicuramente piacevole, ma ai fini della partita poco conta. Ormai il vantaggio è eccessivo, però comunque Gravina questi ultimi secondi del terzo quarto li vuole giocare. Qua la mantia però appoggia un po' troppo lungo il pallone. Linde prova anche lui una giocata acrobatica, però raccoglie il fallo. Esatto, diciamo fallo di Lalic, abbastanza giusto proprio perché era in corsa, secondo fallo personale per Lalic. Ora proverà Lindor a metterla a canestro. Lind. Vediamo il numero 20, il primo c'è. Si avvicina a quota 20 e al 19 la tocca, la pizzica la quota 20. Vediamo adesso il secondo tiro, ferro, dovrà rimandare l'appuntamento. Qua Sant'Onofito ha preso varie mani sulla faccia, soprattutto varie ed eventuali mani, però vabbè, il regime di rimbalzo è concesso qualcosa in più. Vediamo adesso Magri che prova fra maglie rosse, il passaggio alla fine per Di Dio, Sant'Onofito torna anche un po' la mano sul volto di Di Dio. Finisce il
terzo quarto. Meno male, perché qua stanno volando un po' di, diciamo, attacchi fisici. Comunque sottolineerei, primo quarto Basket School 22 punti, secondo quarto 22 punti, terzo quarto 22 punti. Posso dire costanti? Costanti. Possiamo usare la parola costanti in questo caso? Salutiamo Costanza fuori. Ci vediamo fra poco. Torniamo in diretta. Siamo già tornati? Molto bene. Nel frattempo però sono 10 circa i secondi che ci separano dall'inizio del quarto quarto. Stiamo tutti aspettando che suoni la sirena. Ecco, questa regola io non la capisco. Siamo tutti pronti perché dobbiamo aspettare? Non la capirò mai. Nei campioni giovanili, nei campioni amatoriali, così bello, si stacca direttamente. Non Forza, partiamo, quello è l'inizio veramente. Tagliamo. Comunque abbiamo aspettato questi secondi, i giocatori sono in campo, siamo tutti pronti, può incominciare l'ultimo quarto di questa 18ª giornata di Serie C Gold. Ricordiamo in campo Basket School Messina, quota 66 punti, Sport Club Gravina, la squadra di casa, quota 38, ed è, diciamo, un trend che non sta cambiando. Comunque la domanda che si stanno ponendo qua in tribuna è: dov'è la Santa? A che punto è? Ce lo chiediamo, vediamo se i nostri amici in regia riescono a capire dov'è la Santa in questo momento. Qualche anno fa c'era l'app Unia Santa. Sì, forse c'è ancora. Chissà. Vediamo, comunque ci faranno sapere. Comunque in qualità di basket catanese dobbiamo onorare anche certe tradizioni religiose e folcloristiche che caratterizzano la nostra città, quindi perché cittadini, viva Sant'Agata. Cittadini, siamo tutti di tutti. Bene. Nel frattempo vediamo Santo Cito sotto la planche. Subisce il fallo di Mandoloni. Il fallo. Mandoloni ci ha preso la palla, ha preso anche qualche mano. Fra qualche... Cioè, comunque lui, secondo me, finiscono le partite e pensa: ma chi me lo sta facendo fare? Viene qua, prende bot. Ma si diverte. Domani mattina probabilmente va a lavorare, domenica, però non si sa mai i turni comunque. Potrebbe essere. Però li potrebbe fare anche tante. Li prende, li dà, forse è un momento suo anche di gioco. Vediamo, c'è anche il libero. Ok. C'è il libero segnato da Santo Cito. Scusa, stavo vedendo qua, mi fanno vedere che arriva alla fine di Cappuccini. Oh, i Cappuccini! C'è anche il secondo libero, 2 su 2, 7 punti per Santo Nocito. Enzone che ha giocato 2000 punti in maglia gravina, se non erro, non troppe partite fa. Ricordo ancora quando passò dal Cus a Gravina. Qualche anno fa sulla Sicilia ci fu la fotografia che gli feci io a Barbera e a Santo Nocito, che erano i capitani rispettivi di Gravina e Cus, e alla fine ci fu... Forse quello fu anche l'anno l'anno dove iniziarono poi anche gli scambi fra Cus, Gravina, Alfa. Esatto. E poi tanti giocatori hanno militato in tutte e tre le squadre catanesi. Esatto. Ma già, quando pensiamo, quest'anno c'è un certo Arena che è il playmaker storico del Cus, che le ha viste tutte.
Non è passato soltanto dalla VGS Sales. Anche Consoli non si è fatto il CUS, ma Nisi non è stato al Gravina. Gravina no. No, non si è fatto... Forse è l'unico che il CUS. Esatto. Vedremo un po' come continuerà questo campionato. Comunque fatto sta che la partita adesso mostra soltanto azioni da una parte e dall'altra. Adesso per esempio questa in particolare dura più di 24 secondi ed è da un po' che c'è questo trend. Magri, arresto e tiro. Ferro. Le azioni si allungano anche perché la partita è veramente poco da chiedere in questo momento e quindi chiaramente le squadre, ribadisco, fanno un po' di tentativi, provano, vedono qualcosa di diverso. Per esempio ora Zivkovic è tornato Zivkovic. a lunghissimo in panchina come Titio Busà per la doppia cifra, per onorare la doppia cifra, vediamo. Tripla, niente da fare, Ferro voleva togliersi subito il pensiero, Zivkovic dovrà aspettare un altro po'. Ancora Magri, vediamo come penetra, ma prende qui la stoppata. Stoppata facile, tipo vabbè, ok, abbastanza semplice, sì. Esatto, deve alzare il braccio e glielo dare. Adesso l'ingresso di Ali e di Oluic. Escono Sant'Ocito e la Mantia. Guadalupi concede questo quarto anche a loro. Tutti in campo in questa partita per la panchina gravinese. Forse quello giorno meno è stato Privitera finora, che però è uscito dolorante. Forse anche per quello, sì. Probabilmente era freddo al suo ingresso. Qua Lalic subisce fallo, sono 2 tiri stavolta. Meno 27 Gravina. Io sono sempre un grande estimatore di coach Sidoti che più 27 continua a incitare i suoi giocatori, continua a spronarli e a dirgli di fare di più. Non è da tutti. Sì, si vede anche da questo quando c'è... Non si vede solo da questo, attenzione, perché ovviamente abbiamo vari esempi che non è così, però questo sicuramente è un valore aggiunto per Sidoti, anche per la squadra che sa che non può permettersi anche su questo vantaggio di fermarsi, ma di continuare comunque a giocare a quel livello. Il 7° punto per Lalic e mette il secondo libero. Vediamo proprio Mancasola, adesso la penetrazione. Sono 2 tiri. Come mai 2 tiri? Aveva iniziato il terzo tempo. Ma io nel senso ho visto lo Zampataro gli ha strappato la palla. Poi... Sì, vabbè, al di là di questo, che poi l'arbitro può giudicare fallosamente il contatto, però... Sì, probabilmente era già iniziato il terzo tempo e quindi è giusto così. Deve andare a tirare. Mancasola realizza il primo, nel frattempo arriva anche lui in doppia cifra. 1, 2, 3, 4, 4 giocatori in doppia cifra e Zivkovic che continua a rimanere a 8 punti ma è in campo. Probabilmente sarà il quinto giocatore, vediamo un po' come si mettono le cose adesso. Magri ancora condottiero di questo Gravina che cerca spunti negli ultimi minuti di gioco. Fa dentro poi la palla, qua sì, peccato. 41-69, punteggio molto basso comunque di Gravina, al di là della partita. Comunque non hanno segnato e non sono entrati vari canestri, mentre all'Inde entra un po' di tutto. Ottima la prestazione qui del numero 20, 22 punti per lui. Allora, il problema è questo, chiaramente mancano i punti di Barbera della Mantia, questo è indubbio, ma a prescindere c'è anche un fattore mentale che nel secondo quarto ha condizionato il resto della gara della formazione di coach Guadalupi, perché nel momento in cui non ti entrano i tiri, non ti entrano i canestri, poi vai a perdere palloni come questo, l'ultimo che ha perso Lalic, dici c'è poco da fare a quel punto. Prova a fare forse anche un po' tutto da solo adesso il serbo. Eh sì, comunque mancano circa 7 minuti, la partita l'andazzo l'ha già preso. Vediamo adesso Zambataro cosa prova con Oluic, gioca a 2 e poi tripla del 35 che non va bene neanche stavolta. Ancora manca per Zivkovic, eccolo, può essere, eccolo, il momento della doppia cifra anche per lui, 11 punti, quinto giocatore in doppia cifra per la Basket School e si prepara a entrare
Capitan Barbera. Si prepara a entrare Capitan Barbera per Gravina e Obiz che avevamo citato Obizzo, sì. per la basket school. Magri ancora sfrutta il blocco di Ali. Vediamo Zambataro che lancia la palla proprio per lo scadere del tempo, ma ha avuto il tempo di coordinarsi e quindi c'è rimessa per Messina. Esce Mancasola e c'è l'applauso da parte di tutti, perché comunque al di là dei punti di Linde mi sento di dire che Mancasola ha dato un contributo netto alla partita. È la testa pensante della formazione di coach Tigori. Sì, quel secondo quarto, come è cambiata Messina, è stato lui soprattutto a portarla al cambiamento, che già Messina aveva quel minimo vantaggio, se l'era assicurato. Lui ha dato quella botta in più. E qui guardate Linde, questa specie di step back. E Linde continua a fare un po' quello che vuole, stavolta non gli entra la palla, chiede forse anche scusa a coach Sidoti. C'è stato un cenno fra i due. Ankle breaker di Olwich. Sì. Qualcosa del genere. Maddoni spesso per le terre, come direbbero quelli più bravi. Forse anche male. Sì, ha avuto un piccolo movimento. Nel frattempo vediamo, saranno 2 tiri liberi per Olwich. 41, 75, 34 punti di vantaggio per Messina. Ora 33, 5, 32 da giocare alla fine della partita. Ancora Olwich che riduce a 32 i punti di differenza. Diddio adesso un po' più calmo, però sì, fa una bella azione Diddio qua, più che altro parte calmo, accelera, si ferma, insomma fa impazzire un po' Zambataro, realizza anche un RST. Secondo me ora anche Diddio proverà più spesso la via del canestro, proprio perché è fermo a quota 5, lui che è abituato standard più alto. Esatto. Obizzo recupera palla. Obizzo 3, e noi siamo un danese. Palla toccata. Se ricordo male. Un Danese. ah. Comunque scandinavo. Ancora Diddio, fa cadere stavolta Zambataro direttamente. Zivkovic da 3 dalla sua zona, la zona Zivkovic. Terza tripla per lui. Terza tripla, le 14 dall'angolino. sì, 14 punti. Vediamo che fa entrare anche Scimone per questi ultimi sprazzi di gara. Magri riesce a segnare i primi 2 punti della sua partita, guadagnando anche un fallo. Si incunea fra 2 avversari, si riesce a far impennare la palla quel tempo che bastava per farla entrare e alla fine riesce. Fallo di Maddaloni. Sì. Entra anche la Mantia, esce Zambataro. Sì. E come abbiamo detto esce Scimone, entra Linde, applausi anche per lui. Top scorer della partita, a meno che Lalic. No, credo che... No, non vedo. Alic è ancora in campo. Dov'è? No, è in panchina Alic. È È sostituito per Ali. uscito, sì, spazio scusate. C'era una mischia bianca, ho detto Lalic o è là o è là, e alla fine era in panchina. E quindi niente da fare, probabilmente il top scorer della serata è proprio Linde della Basket School Messina. Libero qui segnato, completato il gioco da 3 punti invece per Magri. 46-80. Vediamo adesso Scimone, dice a Obizzo di salire, così si trascina il difensore, rimane più spazio per gli altri giocatori. Qua Diddio forza un pochettino e alla fine comunque tutto si conclude. Sì, si conclude con palla per Gravina, una smorzata di Maddaloni. Vediamo adesso Barbera per Olwich, prova a battere Maddaloni, non lo supera mai del tutto, infatti Maddaloni ha il tempo di provare la stoppata, alla fine in modo falloso. Terzo fallo per lui, ha abbassato troppo la mano, Sì. sul tiratore, dunque Olwich adesso avrà altri 2 liberi a disposizione per rosicchiare questo meno 34 che pesa come un macigno. Eccolo il primo libero segnato di Olwich. Meno 2 dall'Alic, questa sfida sempre tra i due. Quindi è finita la sfida fra loro due. Esatto. Meno 1. Meno 1 adesso. 16 punti per Olwich questa sera finora, 4 minuti comunque ancora da giocare.
Vediamo Di Dio adesso che supera abilmente la difesa di Magri, si ritrova poi in mezzo a 5 maglie bianche e Ali recupera palla, viene premiato qui infatti da Magri, ma alla fine spreca anche lui il possesso e Di Dio può ritornare a condurre la sua squadra con lo schema appena chiamato. Vediamo Scimone adesso per Obizzo, Maddaloni cerca un passaggio che non trova, Di Dio alla fine penetrazione un po' a memoria, cerca Maddaloni che però era troppo coperto dal difensore, infatti l'azione poi prosegue direttamente col contropiede gravinese. Oluic supera ufficialmente l'Alic, più 1, 18 punti. stiamo guardando questa partita, giusto? Oluic contro l'Alic. Alla fine è questa la partita che importa, ma importa anche notare come 35 punti loro due su 50 del Grevina. Esatto. Quindi il potenziale offensivo sono loro, ma è mancato tutto il contorno. Esatto. Sicuramente Un po' più... Barbera qui prova una layup, stava per segnare, alla fine nessuna delle due. Ancora 30 i punti di distacco in favore della Basket School. Vediamo adesso Maddaloni per Scimone, sfrutta il blocco. Vediamo Di Dio ancora, segna allo scadere, però da 2. Sì, 7 punti per lui. Anche lui insegue la doppia cifra, sarebbe il sesto giocatore di Messina. Mancano poco più di 2 minuti. Ancora attacco per Sono un Gravina. cultore delle statistiche del tipo Eccoci qua. fanno grandi fallo, non si è evidente. Che fanno grandi punteggi tipo 50 punti e 60 punti, cioè tutti conservati questi tipi di statistiche. Però è più bello vedere una situazione del genere, no? Che non c'è ci sono un 10 individuale. giocatori vanno in doppia cifra. Sono Esordio d'accordo. in Serie C per Stroscio Questi sono 2000 e anche per meno Freni. 5. Esatto, sono entrambi 2005. Entrambi 2005. Freni col numero 3, Simone Freni, Sì. capitano per quella cosa detta in precedenza. Col numero 11 Alessandro Stroscio. Credo che Freni sia prodotto il vivaio alla Basket School, mentre Stroscio venga dal Basket Patti che fa la C-Silver. Dunque in doppio addestramento con i bianconeri. 2 minuti da giocare concessi da coach Sidoti. 8 punti per Di Dio. Di Dio è a quota 8, ha ancora un libero. Comunque diciamo per questione dei grandi numeri, negli ultimi 14 anni, l'ho visto l'altro giorno con Ferrarotto che ha fatto 52 punti, Alessio Ferrarotto dell'Amatori Messina l'ha fatto 2 giorni fa contro il Cocuzza in un recupero della C-Silver. Prima di lui Povilas Gaidis che l'anno scorso ne ha fatti 50 di Armerina, Piazza Armerina. Ma poi per il resto ci sono stati dei 48, dei 47, ma non sono delle cifre così alte in Mai Serie C. troppo alte. No, negli ultimi 15 anni niente di eccezionale. Quindi massimo cinquantelli giù di lì. 52 è stato il massimo, è stato segnato proprio 2 settimane fa. Ah. Da Alessio Ferrarotto, che adesso dovrebbe andare pure in Erasmus, peraltro. Tipo ha lasciato Quindi la ciao tifoseria. Core. Esatto, ciao Dopo Core. quest'ultima prestazione magica. 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 Siamo agli ultimi 2 minuti, 1:45 alla fine. Sì, Freni qua non riesce a ricevere il passaggio del compagno di squadra, quindi vediamo adesso Zambataro. Oluic probabilmente cerca a questo punto anche un po' di cose personali, un po' di punti personali. Ci prova, non riesce in questo momento. Eccolo Pizzo. Secondo rimbalzo per lui. Di Dio con calma la passa a Freni, adesso si libera Obizzo, passaggio per lui, si gira Stroscio, Di Dio ancora con la palla fuori, Obizzo da 3, niente da fare, Ferro smanacciata fuori di Di Dio, adesso per concedere agli altri under la possibilità di segnare, Freni da 3, Ferro e si conclude così, sì, ultimo minuto. Però c'è provato, è giusto che ci provino questi ragazzi di 2005. Manca Stroscio adesso come tiro. Sì. Ali qui appoggia serenamente. Bello il passaggio di Barbera. Vediamo adesso una delle ultime azioni che vedremo di questa partita, quando mancano circa 40 secondi. Vediamo. Abbiamo giocato l'autoscontro con Calogero Cappello prima. Cioè addosso all'arbitro.
Vediamo Di Dio che trova ancora. No, questo è Stroscio, eccolo. No, doppio palleggio, sì. Abbastanza evidente. Già. Ragazzi, devono sbagliare questi sì. devono anche acquisire un po' di, come dire, confidenza col campo, ma anche di confidenza con se stessi per cercare di poter giocare con i grandi. Molto profondo questo pensiero. Molto profondo, ragazzi, sono un poeta ormai. La poesia è a fine partita vengono fuori anche queste perle, quindi esatto. Qui tripla tentata da Zambataro, anche lui deve acquisire esperienza, sicuramente, confidenza. Mancano 12 secondi, Di Dio decide di fermare qui la partita. 84 Messina, 52 Grevina, si conclude con questo più 32 la partita al Palacus. Ecco la sirena. Vi ringraziamo per averci seguito. Ci saranno le interviste adesso. La partita finisce qui. Ci vediamo fra poco per le interviste. Torniamo subito. Siamo a fine partita con Luca Zambataro, con il giovane Play 2005 del Gravina. Luca, è stata una partita che è finita abbastanza male, però dal tuo punto di vista personale come l'hai vista, come l'hai vissuta? Io dal mio punto di vista personale sono molto contento perché ho avuto minuti, ho avuto spazio. Potevo fare sicuramente molto meglio, perché comunque potevo fare molto meglio, però sono contento di aver avuto spazio. Mi dispiace perché abbiamo giocato veramente male come squadra. 30 punti in casa. Però la Basket School comunque è una squadra abbastanza importante, hai avuto a che fare con Mancasola, che è comunque uno dei giocatori più importanti della serie. Assolutamente sì, infatti sono stati tutti bravi ragazzi, gli avversari sono veramente forti, ma veramente forti. Come stai vivendo questa esperienza con la C-Gold a livello di impegno tuo personale? Immagino che te alleni tanto, sì, mi alleno molto, però sicuramente ti ripaga perché ad esempio oggi ho giocato una quindicina di minuti. Mi trovo molto bene col gruppo, siamo un gruppo molto unito, come sempre qua a Gravina. Però l'impegno ripaga perché ora sto giocando, ad esempio, è la cosa più bella sicuramente. E nelle giovanili come sta andando? Nelle giovanili un po' male, siamo una squadra tutti annata più piccola, 2005-2006, essendo il campionato 2004-2005. Under 19? Under 19 sì, quello faccio. Sì. Però niente, ci divertiamo, tanto i ragazzi questo devono fare e migliorare piano piano. E crescete, giusto? Assolutamente sì. Grazie mille Luca. Grazie a te. Vediamo se c'è qualcun altro e torno subito.
chiudiamo la diretta con l'assistant coach Fabio Lazzara. Fabio, oggi è andata abbastanza male a livello di punteggio, cosa possiamo salvare di questa partita? Non sto pensando in questo momento a cosa salvare, ma a cosa, diciamo, mettere in croce in questo momento. Sicuramente il nostro atteggiamento, soprattutto a livello difensivo, contro un attacco così di talento, con giocatori che hanno punti in mano anche in pochissimi minuti, che ti può dare un break in un attimo, non puoi permetterti di difendere con poca grinta, con poca attenzione. Perciò secondo me c'è da lavorare tanto su quello, si vede quando purtroppo non riusciamo a essere perfettamente coesi, e quando non difendi non puoi giocare nessuna partita, contro nessuno, specie contro una basket school che oggi era cattiva fino all'ultimo minuto, cattiva positivamente, certo. Con l'atteggiamento giusto, per cui hanno meritato, strameritato, e noi abbiamo tanto su cui lavorare ancora. Forse offensivamente è anche mancato qualcosa, manca dei punti importanti. Anche offensivamente è mancato qualcosa, però penso vivamente che parta dalla difesa, anche l'attacco parte spesso dalla difesa, e ripeto, in una partita dove la squadra avversaria è forte in attacco più che in difesa, intanto devi pensare a limitare i danni e a lavorare su quell'aspetto lì, poi il resto viene. Perciò sì, sicuramente ci sono mancati i punti del capitano, ci sono mancati i punti di Giuliano, però c'è anche questo da mettere in conto, ci lavoreremo e cercheremo di venirne fuori meglio di prima. Giustamente, comunque volevo sentire anche Luca Zampatello, perché oggi ha dato tanti minuti a lui. Questo è esattamente bella, è stata la parentesi più bella, è stata dare spazio a Luca, che comunque ha tenuto bene il campo, devo dire che ha lavorato bene, sta lavorando bene in settimana, e oggi è stato tra i più concentrati e si vedeva che per lui era importante. Va benissimo, grazie mille Fabio. Grazie a voi, buona serata. Alessandro, facciamo i saluti finali. Poi ringraziamo ovviamente Sebi Scandurra che ci ha dato una mano per la regia, ringraziamo tutti, anche ovviamente Giorgio Ricciardello. Sant'Agata si è fermata a Piazza Sesico. Si è fermata, niente. Alessandro, quindi ringraziamo, grazie di essere tornato. Grazie a voi per darmi sempre la possibilità di divertirmi con voi, e domani ci vediamo alla Rainbow, pure domani vedrete me, e poi ci sentiamo. Grazie mille, buona serata a tutti.